piccolo, vieni a godere, tra la 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 la, tra la la la, quando l'onde ci culleranno, allora d'amor, d'amor noi parleremo. Tra la la la, tra la la, tra la la la, tra la la, tra la la la. Buonasera a tutti, grazie mille per essere qui questa sera. Eccoci. E allora con me Mattia Zanardo, giornalista, e scopriremo insomma durante la serata il suo legame con le penne nere. Buonasera, grazie. Sara Zanotto non ha bisogno di presentazioni, la direttrice di Famiglia Alpina. Buonasera anche da parte mia, benvenuti qui al Teatro Binotto, al MEVE, al Memoriale Veneto della Grande Guerra. 100 anni di storia, 100 anni di alpini, la storia della sezione ANA di Treviso, dell'Associazione della Nazionale Alpini di Treviso. Il centenario è l'anniversario per eccellenza ed è anche il momento giusto per guardarsi un attimo indietro, non per nostalgia ma per prendere nuovo slancio per ulteriori progetti, per ulteriori 100 anni della sezione. Certamente. Ed è anche il momento, insomma, per raccontare un po' la propria storia. La sezione di Treviso ha voluto farlo con questo libro. Se non l'avete preso dovete prenderlo e poi vi daremo tutte le coordinate. Noi questa sera ve ne daremo qualche assaggio, appunto perché poi il libro dovete leggerlo, dovete sfogliarlo e compulsarlo tutto. Tra pochissimo, allora, appunto, cominceremo a ripercorrere a grandi balzi, a volo d'uccello, questa storia, ma prima, Sara, ci competono come sempre i ringraziamenti, i saluti istituzionali. Me ne incarico io, se sei d'accordo. Certamente. Per poi lasciarti subito la parola. E allora
tramite mio, la sezione di Treviso vuole ringraziare innanzitutto il consigliere regionale, il professor Marzio Favero, poi la consigliera Marianella Tormena in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Treviso, l'amministrazione comunale di Montebelluna che ci ospita, in particolare l'assessorato alla cultura. Questi sono anche giorni caldi per Montebelluna, siamo sotto elezioni, domani si vota. Due amici e insigni studiosi, amici degli alpini, insigni studiosi che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro, il professor Lucio De Bortoli e il giornalista Giovanni Lugaresi. E poi le famiglie Covre e Cancian che sono sempre vicine anche loro alla sezione e al progetto del centenario, a questo in particolare appunto in questi anni, e infine il doveroso ringraziamento, ultimo ma non ultimo, è proprio a chi fisicamente ci ospita. Come dicevo, siamo nel memoriale del Veneto della Grande Guerra, quindi un ringraziamento alla direttrice Monica Celi e alla conservatrice del MEVE Irene Bolzan. Direi esauriti gli obblighi istituzionali, ma sicuramente piacevoli. Diciamo che hai fatto una bella cornice di questo quadro, adesso entriamo insomma, e come lo potete vedere nel dipinto, e vediamo insomma chi ha dato il là a questo libro, che c'è che c'è insomma con tanto sacrificio e tanto tempo, insomma ha cercato di rendere nuova di nuovo la sezione dopo 100 anni. Allora chiamiamo qui con noi gli autori del libro, uno questa sera manca per altri impegni insomma non voluti, però poi insomma gli dedicheremo anche un applauso. Allora, Isidoro Perin del gruppo di Bavaria, eccolo qui. Buonasera a tutti, grazie. Il nostro Franco Zorzanna del gruppo di Treviso Salsa Reginato. E come vi avevo preannunciato, Renzo Tofoli, insomma, del gruppo di Salgareda, per un impegno non può essere qui, però insomma è stata la colonna portante insieme a Isidoro e a Franco, quindi gli dedicherei insomma un applauso anche per lui, anche se Poi ovviamente non può mancare il nostro presidente Marco Piovesan, che insomma dà proprio il riassunto della nostra sezione. No, metti il presidente, scusa, lasciamo così. Allora, come avete potuto vedere, il fermo immagine è sulla copertina. Poi, insomma, se avete occasione vi consiglio di acquistare il libro, la troverete in copertina. Isidoro, partiamo con te, dai. Allora, cosa possiamo trovare in questa copertina di un po'... anzi, faccio un altro inciso. Questa sarà una serata molto, come dire, a braccio. Siamo tra di noi, è una chiacchierata, gli alpini fanno così, ci sono le giuste formalità, ma niente di più. Siamo in famiglia, insomma. Io sono direttrice di famiglia alpina, quindi mi prendo l'incarico. Quindi ecco, questo libro è fatto appositamente per farvi entrare nella nostra famiglia, nel nostro centenario, nell'Ana di Treviso, e quindi adesso con Isidoro scopriremo, e con Franco, delle piccole pillole che poi insomma sarà a voi insomma andare ad approfondire. Isidoro, raccontaci questo insomma quadro. Questa copertina è stata voluta da noi perché non avevamo foto delle prime riunioni degli alpini, quindi avremmo dovuto ricorrere a stratagemmi un po' che a me non piacciono sinceramente, mentre abbiamo un pittore e scrittore, Valentino Morello, che ha scritto anche diversi racconti su famiglia alpina anni fa e li illustrava con un disegno. Non si capiva se era il disegno che illustrava il racconto o il racconto che illustrava il disegno, talmente si compenetravano, e la cosa mi è veramente piaciuta.
Quindi sono andato a trovarlo e gli ho chiesto: senti, tu dovresti fare come vedresti tu la nascita della nostra sezione all'interno dell'albergo Stella d'Oro. Perché tieni conto che quell'albergo dopo 20 anni, poco più, scomparirà sotto i bombardamenti, e tieni conto che gli uomini avranno delle vicissitudini molto dure, specialmente non tutti, ma quasi. Lui subito non voleva, e poi quando l'ho lasciato ho detto: beh, pensaci intanto, dai, tra qualche giorno ci sentiamo. Dopo 24 ore avevo già la prima bozza in mano e dopo 3 giorni avevo il definitivo. Boh, siamo a posto, cioè, questa è una bella partenza. E quindi l'abbiamo messo al centro della copertina, in mezzo proprio che faccia da centro la bandiera. Poi abbiamo il titolo, è 100 anni di Alpini, 100 anni di storia, e l'abbiamo fatto in oro, perché l'oro è importante. E l'abbiamo voluto, nonostante il simbolo del centenario fosse 100 anni di storia, 100 anni di Alpini prima, perché sono gli alpini che fanno la storia, non la storia che fa gli alpini, ovviamente. E poi abbiamo quella parte posteriore, un po' più sfumata, come sapete quando si finisce un film, un coso che sfumano l'immagine. L'abbiamo voluta leggermente sfumata, ma nella parte centrale, la foto sopra intanto è dedicata al nostro Matricardi, di cui abbiamo il nipote e la pronipote. L'abbiamo dedicata proprio a lui perché lui da Aosta ha lavorato molto sul Monte Bianco e il suo impegno con gli alpini non era quello di insegnarli a vincere la guerra, ma quello di vivere in ambiente ostile come la montagna. Era quello il suo obiettivo principale e lo si vede dalle foto, oltre 400 foto che ci hanno donato i Matricardi. La parte sotto, gli alpini adesso sono inginocchiati addirittura per terra a dare una mano alla gente che ha bisogno. E in mezzo abbiamo giocato con questo calendario. Questo calendario perché? Perché se io dico 100 anni non ci dà immagine, è una frase astratta. E allora qui invece c'è un anno dopo l'altro sono 100 anni. Giusto per renderci conto meglio di questo concetto. Questo è il senso della nostra copertina. Grazie. Grazie Isidoro. Ecco, come avrete forse intuito, Isidoro Perin ha curato soprattutto la parte della storia antica della sezione, quella del Novecento, del primo Novecento. Ecco, in questo libro naturalmente ci sono le date, ci sono gli avvenimenti, ma avete voluto fare soprattutto una storia di uomini, perché poi i valori degli alpini e della sezione di Treviso naturalmente camminano e hanno camminato sulle gambe nel cuore degli uomini che questa sezione hanno costruito e hanno realizzato negli anni. Nella foto qui alle nostre spalle, Isidoro, vediamo i primi 6, giusto? Sì. Che hanno costituito. Ecco, partiamo un po' da qui a raccontare questi uomini. Ecco, 6, sì, perché ovviamente sono quelli che avevano l'assemblea in mano come Barriere Scan e gli altri eletti praticamente da Gino Piazza a Matricardi, appunto, che diventerà poi il primo presidente, perché verrà eletto da loro, Augusto Serena, Piero Tiepolo, uomini, e dietro di loro c'è una sfilza di uomini, perché non era possibile che fossero così pochi per fondare un'associazione. È chiaro che c'erano tante persone che lì non si vedono, ma che noi abbiamo cercato, abbiamo trovato. E quando anche avessimo trovato un piccolo, solo qualche nota, l'abbiamo scritta, nella speranza che poi qualcuno sia in grado anche di andare a cercare oltre quello che abbiamo fatto noi. Ma dire che veramente qui parlare di queste, prima di tutto bisogna pensare che Matricardi rimane solo 2 anni a Treviso, poi viene trasferito, va via e prende il suo posto Pietro Tiepolo. Pietro Tiepolo non fa
perché per questioni di età non fa la prima guerra mondiale, è già fuori perché ha più di 60 anni. Ma c'è sempre un grande rispetto tra gli alpini dell'anzianità. In effetti i punti più elevati della votazione aveva preso 34 punti Augusto Serena, che è un professore e che neanche lui aveva fatto la guerra. C'è sempre questo concetto dell'anzianità da rispettare. Ed è una cosa che io incontro sempre, che ho incontrato sempre con questi personaggi e che mi ha preso il cuore. Parlando più avanti troviamo Aldo Desidera. Per esempio, Aldo Desidera, poco noto teoricamente, ma quello che ha fatto quell'uomo è incredibile, perché insieme a Piero Tiepolo hanno ricostituito il CAI di Treviso, e poi Aldo Desidera ha fatto anche il rifugio di Pradipali. Cioè c'era gente che sapeva lavorare, dare il cuore, e poi morirà prigioniero in Russia. Ma c'è una cosa bellissima, lui per i suoi bambini, abbiamo qui la figlia Bruna, ai suoi bambini diceva: io non ho paura di andare in Russia, perché dalla Russia posso tornare anche a piedi, non c'è il mare. Pensate come cercava di mitigare sta partenza, che sarà la partenza definitiva, loro non lo vedranno più. E c'è sull'intervista che Bruna Desidera ha lasciato del 2014 per l'UNIR, c'è una frase che mi ha colpito, perché la giornalista Patrizia gli chiede: senta, ma scrivevate a vostro papà? Vostro papà scriveva spesso? E lei dice: sì, mio papà scriveva spesso e anche noi volevamo scrivere. Ma io ero piccola, avevo 8-9 anni, e la mamma, 10, e la mamma voleva correggere quello che io scrivevo, ma io non volevo. A mio papà scrivo quello che voglio io. Pensate che carattere si stava facendo con quella sofferenza, ovviamente. Ed è una frase che mi ha colpito perché vorrei dire, anche qui che abbiamo presenti anche Giancarlo Manfredini, le sorelle nipoti di Pietro del Fabbro, scrivetele voi, queste non le può scrivere un altro, dovete scriverle le storie dei vostri avi, e vale per tutti comunque, perché le emozioni non le possiamo inventare noi, dovete trasmetterle voi direttamente sulla carta. Questa è una cosa, una lezione fondamentale che io ho avuto da questi incontri. Certamente. E visto che Isidoro Perin, Presidente, li ha citati, io a questo punto approfitto perché, come appunto accennava Isidoro, qui in sala abbiamo alcuni dei discendenti non solo dei fondatori, ma insomma di alcuni dei padri nobili della sezione di Treviso, e allora io voglio ringraziarli innanzitutto di essere qui. Intanto partiamo proprio dal primo presidente, Roberto Matricardi, abbiamo il nipote Vittorio e sua figlia, cioè la pronipote di Roberto Matricardi, Maria Veronica, tra l'altro appunto alpina, visto che buon sangue non mente, ha seguito le orme del trisnonno anzi, e alpina tra l'altro con anche esperienze di missioni in Afghanistan. Poi la citata Isidoro Perin, signora Bruna Desidera, ancora abbiamo Maria Giovanna del Fabbro, figlia di un altro presidente storico della sezione, Giancarlo Manfredini. Spero di non aver dimenticato nessuno, allora io li accomunerei tutti in un applauso di ringraziamento. Prima di proseguire, abbiamo detto non diamo date, facciamo un'eccezione, una sola, non l'abbiamo detto. Che giorno era? Ah sì, c'è una diatriba che ci è sorta, grazie anche all'aiuto di Franco
Giacomin, che andando a cercare sul Gazzettino per notizie che stava cercando per il Milite Ignoto, mi va a pescare che la prima riunione fatta alla Stella d'Oro proprio come assemblea costituente della sezione porta la data del 16 ottobre, non quella del 6. Ho pensato subito, qui è un falso a metà, perché in pratica tu non fai le cose dall'oggi al domani, e probabilmente loro erano riuniti anche prima, e il giorno 6 per loro era quello più importante, perché lì sapevano che sarebbero riusciti a fondare la sezione. Tant'è che dopo nei verbali Lino Perale, che è il cassiere, che è il segretario, viene riconfermato non eletto, quindi vuol dire che lo era già da prima. Ecco, da lì abbiamo dedotto. Comunque c'è questo piccolo scambio, perché tante volte si sbaglia la data anche di nascita di noi, no? Io sono nato il giorno 1, mi hanno messo il giorno 2, non dico che dà fastidio, sono sempre io, però insomma ancora meglio quando si tratta di un corpo degli alpini, lo sappiamo che è così, non ci cambia niente, ma è una curiosità che andando a cercare abbiamo trovato. Insomma, poi poco importa 6 o 16, siamo giustissimi come centenario. Sì. Allora Isidoro, abbiamo visto che questi sono grandi uomini, diciamo, che non si sono solo spesi per insomma, la sezione di Treviso, ma poi un sacco di attività collaterali per la società. Mi balza insomma, tra le righe. Se ti dico Del Fabbro, tu cosa mi dici? Del Fabbro per me è stata una roba che mi ha creato uno stupore. Cioè, pochi anni fa c'era poco in internet, no? Adesso invece si trova anche molto di più. E allora lui sulla famiglia alpina, da quando era diventato, ma prima di diventare presidente, aveva cominciato a scrivere appuntate la storia della guerra vista da lui, no? I suoi ricordi di guerra. E ha scritto un bel po' di roba, però ha volutamente saltato tutto il settore che va dalla prima alla seconda guerra mondiale. Ci racconta la prima, ci racconta la seconda, non ci racconta quello che fa in mezzo. E allora bisogna un attimo andare a rivedere, perché è una cosa che merita. Lui a 14 anni, è nativo di Brazzacco, Udine, a 14 anni va in Germania a lavorare a fare il muratore, a 16 anni ritorna ed è già capomastro, per dire la bravura del personaggio, e si iscrive all'Università di Venezia d'architettura come studente lavoratore. Finito, va a fare la guerra come tutti, chiaramente lo chiamano, anche seccato, però ha dovuto farsela. E durante tutto il periodo della guerra lui è stato prezioso perché sapeva fare la toponomastica, no? Pensate che sull'Adamello l'hanno caricato su una teleferica di quella per tronchi, l'ha spedito su a 2500 metri a prendere tutti i punti dove c'erano le mitragliatrici nemiche. Pensate che razza di rischio, essere da solo, perché in due sarebbe stato più facile individuarli. Ecco, era un uomo coraggioso e bravo, ma bravo sul serio, perché sono stati preziosi i suoi appunti per abbattere le postazioni nemiche. Fine della guerra, rientra e riprende la scuola e lavoro. E un suo professore è quello che ha fatto l'altare della patria, mi sfugge il nome, scusatemi, e lo raccomanda a Treviso, al comune, per farlo lavorare. E a Treviso ha fatto palazzi, molte delle case giardino lungo il Side le ha progettate lui, il palazzo Bonvecchiati in piazzetta San Leonardo lo ha progettato lui, ha fatto un sacco di cose. Dopodiché, con l'avvento del generale Faracovi a Roma, che ha preso in mano tutta la parte dei grandi cimiteri di guerra che hanno raggruppato, poi hanno fatto quello del Montello, del Tonale, eccetera, lui se ne fa una bella parte, a partire da quello di Bassano, quello di il Tonale, l'arco del Pasubio
sulla strada del Pasubio, ha fatto il sacrario, quello sopra del Pasubio, poi mi fa l'Esedra di Fagarè, un'altra opera sua, assolutamente, Bassano, Verona, Trento. Sul libro li trovate accennati, dopo chiunque può andare anche a approfondire di più, e poi la cosa che mi ha stupito, l'ospedale di Lido di Jesolo. Ma porca miseria, avere le idee chiare, no? Ma fino a quel punto, no? E poi vado a scoprire, va in Africa, a Massaua, fa la cattedrale, fa il teatro, addirittura, proprio. E tutto questo praticamente nell'arco di 10 anni, assolutamente, perché poi ritorna in guerra, no? Ovvio, partecipa alla seconda guerra mondiale fino all'8 settembre del 43. Il giorno dopo viene fatto prigioniero e spedito sul piroscafo Vulcania per arrivare a Venezia, per poi essere spedito in Germania, nei lager. Se non che la moglie, stando a casa, viene a sapere che c'è una legge tedesca che gli ufficiali superiori che avessero più di 54 anni sarebbero stati considerati da non importare sui lager e lasciarli liberi, così che lui riesce a scendere. Solo 4 su 5.000 sono riusciti di quel piroscafo a venire liberati, e sono andati al Danieli e al Danieli gli ha fatto il lascia passare e sono venuti a casa. Finita la guerra continua a lavorare, ma non gli piace più quel modo di costruire moderno, non gli piaceva, è inutile, però riesce ancora a fare la chiesa votiva che era stata distrutta dal bombardamento insieme con padre Marangoni. Ed è stato prezioso l'aiuto del Fabbro, perché Del Fabbro sapeva come risolvere tutti i problemi inerenti alla burocrazia, perché chiaramente aveva lavorato per mezzo mondo. Questo dopodiché finalmente riesce a dedicare agli alpini, riesce a essere presidente della sezione, riesce a fare la prima adunata del 67, non del 76, che l'abbiamo sbagliata. Abbiamo trovato un refuso. Scusate. Inevitabile. La firma. E dopodiché fa la nuova sede, perché con l'adunata del 67 abbiamo capito che la sede ci voleva a Treviso. E dove viene fatta la sede? Sopra quella che era la locanda Le Quattro Corone di Ugo Gastaldello, un nome che ve lo dovete segnare, ve lo dovete vivere, perché qui sembra un romanzo questi personaggi. Io quando me li sono visti tutti attorno, quando avevo cominciato a fare la storia di tutti, a un certo punto mi sono visto come se fosse una sera assieme a voi, così a festeggiare, e per un attimo poi mi è venuta l'angoscia, perché loro non sapevano il loro futuro, ma io sì, quello di tutti. È stato un momento difficile, però è andata così. Questo è Pietro del Fabbro, però comunque teniamocelo ben stretto, veramente è stato un uomo che ha fatto molto, molto, molto per la sezione e non solo per la sezione, perché poi... Certo. I migliori certamente, uomini. Anche per tutta la città di Treviso, come ci diceva Isidoro Perina, e non solo, ma sono tante le storie appunto di questo tipo, i personaggi di questo tipo. Però Isidoro, volevo, prima abbiamo parlato, accennato velocemente ai tanti sacrari, monumenti, ossari costruiti progettati e costruiti da Pietro del Fabbro, su tutti appunto quello di Fagarè, caro a tutti noi. Però proprio qui vicino, un paio di centinaia di metri qui dietro, c'è un altro monumento ossario, non mi risulta l'abbia progettato del Fabbro, ma è molto particolare, ha una storia molto curiosa, molto particolare e significativa comunque. E le foto che ci sono sul libro lo spiegano anche molto bene, con quale semplicità
questi uomini con pochi mezzi l'hanno costruito. Però qui bisogna fare un ragionamento. Finita la guerra, c'erano un sacco di cimiteri sparsi un po' dappertutto, no? E il governo aveva lanciato dei messaggi alla gente che andassero a recuperarli, queste salme, che se le portassero a casa. Ma la gente era troppo povera per poter imbarcarsi con spese, andare in giro lontano, riesumare le salme e riportarle a casa. Mentre invece il Don Bartolomeo Ambrosi, appunto qua di Biadene, decide di portare a casa tutti i ragazzi di Biadene morti in guerra. E siccome poteva farlo, hanno fatto subito, praticamente del 19, già subito, finita la guerra, e fa questo piccolo ossario, praticamente, questo piccolo monumento ai caduti. Ed è il più piccolo d'Italia. Però una volta fatto, non è successo come negli altri cimiteri, per esempio, non so, il cimitero di Arcade, quello di Nervesa, che hanno recuperato tutte le salme e le ha portate sull'ossario. Questo è rimasto qui e lo curano gli alpini di Biadene, per quello che ne so. Ed è tenuto veramente da Dio. È una chicca nostra, storica, che è nel territorio, vive nel territorio e della quale possiamo essere fieri. Allora, siccome, come diceva Sara, siamo in famiglia, qui sconvolgiamo un attimo la scaletta. Io adesso chiedo alla regia se mi passano un microfono gelato, perché prima lo diceva Isidoro Perin, abbiamo tra i tanti ospiti anche uno dei figli di Bruno Manfren, anche lui ex presidente. Saliamo un po' più in decenni più recenti in questa nostra cavalcata, però appunto ci dava un piccolo scoop. Mi scendo io a questo punto, perché ci diceva che ci ha portato questa sera un diario di suo padre, Buonasera intanto Giancarlo Manfren. Allora gli chiediamo proprio in 2 parole cos'è questo libro. Stia pure in piedi, che così stia in piedi, che così la vede. Siccome ho ereditato io la casa del papà, e mio fratello me l'ha lasciata consapevole delle rogne che avrei avuto, nel senso che è un museo e c'ho le case ancora lì, ma bisognava liberare un po' di cose perché c'era di tutto. E in mezzo ho trovato sto diario. Questo diario, questo fisicamente, parte dal 43 e finisce al 46. Poi, leggendo stamattina, ho scoperto che ci sono altri diarietti. Qua, praticamente, mio papà scriveva i testi di tutte le lettere che lui scriveva al papà, all'amoroso, ad altri colleghi soldati, e scriveva i testi di tutte le lettere che riceveva. E quindi qua c'è tutta la storia anche della caduta del fascismo e del fatto che non c'è, almeno da quello che si capisce, una bella immagine degli alti papaveri prigionieri, perché fra l'altro si erano messi d'accordo con gli altri papaveri inglesi per fare in modo che pochissima gente si dichiarasse fascista. E invece, a grande sorpresa, ho scoperto che tantissimi prigionieri si sono dichiarati fascisti e non hanno, diciamo, tradito quell'idea. Mio papà invece ho visto che, siccome gli era caduto tutto un ideale, aveva addirittura fatto domanda, perché c'è stato un accordo fra il re d'Italia e l'Inghilterra, di usare i prigionieri che si erano dichiarati non fascisti, usarli per combattere i tedeschi. E mio padre, penso che probabilmente era disposto ad affrontare un'altra guerra pur di poter tornare in Europa. E insomma, sono tutte queste storie qua.
Lui era prigioniero a Yolin, alle pendici dell'Himalaya, insomma, un campo di prigionia inglese. Che parlavo con la signora che lui ha avuto la fortuna che avendo fatto la guerra di Grecia non ha dovuto fare quella della Russia, perché facendo quella di Grecia sono stati presi subito e portati dagli inglesi a Yolin in India, mentre il papà della signora è morto in Russia. Grazie a Giancarlo Manfren. Abbiamo capito che, insomma, Isidoro e Renzo Franco hanno materiale per un altro libro prossimo, Venturo, ce n'è da scavare ancora. Sì, ma lui vorrebbe che lo scrivessimo noi, invece siccome lui scrive molto bene. Faremo una collaborazione allora. I sentimenti e lui scriverà. A più mani, assolutamente. Presidente, prima di appunto concederci un altro intermezzo, doveroso citare altri uomini che rappresentano un vanto, un onore della sezione ANA di Treviso e li vediamo in qualche modo rappresentati sul vessillo sezionale. Parliamo delle medaglie d'oro, delle 5 medaglie d'oro di cui appunto può onorarsi e è impegnata a conservare la memoria la sezione di Treviso. Tommaso Salsa, che ha meritato il riconoscimento, l'onorificenza nelle guerre coloniali, Manlio Ferruglio nella prima guerra mondiale, Enrico Reginato, forse è il nome più noto anche al grande pubblico, ufficiale medico, appunto per lunghi anni prigioniero in Unione Sovietica, Egidio Aldo Fantina, anche lui decorato nella seconda guerra mondiale, anche lui come ha fatto la campagna di Grecia, e infine Angelo Ziliotto sul fronte del Don, anche lui decorato, quindi appunto davvero 5 padri di questa sezione, anche se alcuni per ragioni anagrafiche in realtà appunto, hanno vissuto prima della costituzione della sezione, ma spiritualmente sono dei riferimenti. Quindi davvero anche alle medaglie d'oro un doveroso tributo e riconoscimento. Sara. Direi che abbiamo parlato abbastanza, facciamo un piccolo break perché i nostri canterini sono super bravi, quindi diamo là e insomma buon ascolto. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su bei monti a guerreggiare, poi là. Su bei monti che noi saremo. Coglieremo stelle alpine per portarle alle bambine, farle piangere, sospira, poi là. Su bei monti che noi andremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento, viva il corpo degli alpini, poi là, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, poi là. La regina de San Mattio la vuole la 40 al suo castello, ma che la porta è il capitano, perché comanda la città del Giano. Con la regina de San Mattio la vuole la 40 al suo castello, ma che la porta è il capitano, perché comanda la città del Giano. Ma il capitano, casa d'amore, la
se la fiola del Milano bello, e se la porta nel suo castello, e l'indolenza con le serenate del capitano, e sveglia tutta la città del Giano, ma la regina non si contenta, la vuole l'acqua della valle scura, il capitano è paura della busa fonda, la busa fonda, la busa nera, e capitano bello se dispera, e se dispera, e capitano, perché comanda la città del Giano, ma la regina non si contenta, la vuole l'acqua rente l'erba menta, con l'erba mala, la busa fonda la diventa chiara, col primo sole della mattina, la prima onda dell'acqua fina, col primo sole, la prima onda, con l'acqua fina la diventa bionda, col primo sole della mattina, il capitano trova l'acqua fina, col primo sole, la prima onda, con l'erba menta la diventa bionda, col primo ciaro della mattina, il capitano beve l'acqua fina, ma la regina non si contenta, la vuole l'acqua dentro il suo castello, che la porta col capitano, la vuole la fiola del Milano bello, e tanti fiori che profuma il mondo, ma il capitano li porta via, così la storia del la storia del capitano, perché comanda la città del Giano, la storia della regina che la voleva tutta l'acqua fina, ma il capitano la porta via, ma il capitano la porta via, così la storia la Zeffirina, così la storia la Zeffirina, la Zeffirina, la Zeffirina, la Zeffirina, la Zeffirina. Allora, facciamo un saltone in avanti. Avete un attimo capito che il nostro Isidoro si è occupato, insomma, della parte storica, e invece con Franco andrei un attimo ad analizzare, insomma, a raccontare quelli che sono stati gli ultimi 30-40 anni. Come avete potuto capire, qua le storie da raccontare sono tante, non ci basterebbe né questa serata né forse una seconda, dovremmo fare più libri su più insomma, personaggi, però adesso concentriamoci, insomma, sugli ultimi 30-40 anni. Allora mi riferisco, chiacchieriamo io e te, Franco, insomma, con tutti voi. Su cosa ti sei basato? Com'è stato, insomma, ricostruire una parte che era storia, ma una parte che era ancora, insomma, vivente, vive e vegeta? Vediamo il nostro presidente che è vivo, insomma, vivo e vegeto. Insomma, se vuoi raccontarci su cosa ti sei basato. Io mi sono basato fondamentalmente su due fonti, la ricerca documentale e le interviste con le persone che ancora potevo sentire, con le quali potevo parlare. La ricerca documentale l'ho fatta attraverso l'analisi di famiglia alpina, ma soprattutto leggendomi 37 anni di verbali di consigli direttivi sezionali. Beh, insomma, dai, visto che ne ho partecipato a qualcuno, posso dirvi che va un applauso. No, questo applauso è meritato perché, insomma, non so se tutti conoscono, sono i consigli, nel consiglio, insomma, direttivo si discute da le cose importantissime e quello che mi è rimasto un po' più impresso all'acquisto del tagliaerba, insomma, quindi si parla fino alle 11:30, mezzanotte, su quale sia il motore migliore, quale acquistare. Quindi, insomma, se i nostri problemi attuali sono il tagliaerba, non oso immaginare, magari era il rastrello da comprare. Quindi, prego, Franco. I verbali, per loro stessa natura, sono sintetici, sono riassuntivi, raccontano i fatti in maniera impersonale, non si legge l'emozione della discussione, qualche volta anche del litigio, perché qualche volta si litigava in consiglio sezionale. Allora io li ho integrati con le interviste delle persone e lì le cose sono cambiate, perché parlando con i consiglieri che avevano partecipato a quelle riunioni
e con le persone che avevano diciamo messo in pratica poi le decisioni del Consiglio sono emerse delle verità molto più emotive, molto più emozionali e qualche volta anche diverse nelle sfumature ma diverse anche nella sostanza. Quindi io mi sono trovato a dover pesare delle verità abbastanza discordanti in certe occasioni e lì ho dovuto scegliere per il dato documentale, cercando di filtrarlo con quello che mi risultava dagli articoli di Famiglia Alpina, che erano già meno burocratici, tra virgolette, un po' più passionali e che comunque parlavano degli stessi argomenti. Comunque bravo, insomma, a sbobbinare 37 anni di verbali credo che non sia facile. Sì, anche perché insomma abbiamo detto c'è tanta storia più nei primi decenni, ma insomma non sono mancati gli argomenti importanti anche in questa, diciamo, seconda parte, ultima parte di vita più recente della sezione, insomma. Citando così proprio in ordine sparso e in modo assolutamente non esaustivo il Memoriale del Bosco delle Penne Mozze, la nascita, la Costituzione, lo sviluppo della protezione civile, Famiglia Alpina, poi il gruppo sportivo, 7 cori sezionali, anzi sono 6 cori e un gruppo vocale. Come bravo Mattia, perché poi ci tiro le orecchie. Poi giustamente il presidente e il maestro di là dopo ci sgridano. Uno dei più recenti, il centro studi dell'ANA di Treviso, e poi a proposito di cultura, il concorso letterario Parole attorno al fuoco. Allora, se siete d'accordo, siccome abbiamo incidentalmente anche qui il presidente della giuria del concorso letterario, io chiederei a Giovanni Lugaresi se vuole raggiungerci velocemente sul palco. Allora, riattiviamo il microfono. Giovanni Lugaresi, giornalista, ha scritto la prefazione di questo volume, come accennavamo in apertura, e sugli alpini però ha scritto tanti altri volumi e tantissimi articoli. Quante adunate ha seguito? 30 di persona sul luogo, 5 seguite alla televisione nelle dirette che venivano trasmesse da TV locali o anche da Rai 3. E allora, in una battuta, cosa dire di questo libro, di questi alpini? Io devo dire innanzitutto però una cosa, che il mio impatto con gli alpini trevigiani avvenne, è il caso di usare il passato remoto, in occasione della dunata del 1994, e ci furono alcuni momenti, alcuni particolari che mi colpirono. Innanzitutto la lettura in maniera, direi, esemplare, tale che mi è rimasta ben impressa nella mente e nel cuore, della preghiera dell'Alpino fatta dall'allora presidente Francesco Zanardo. E poi la faccenda dei muli del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, che per la prima volta sfilarono appunto nella adunata di Treviso di quell'anno. Per venire invece a questa pubblicazione, che direi dal punto di vista sia grafico sia di contenuti, vedendo la cosa dal di fuori, perché non essendo io alpino, anche se ho prestato il servizio militare dell'Arma del Genio, ma dicevo, vedendo le cose dal di fuori, penso che si possano meglio e più oggettivamente valutare. E allora quando io dico che questo libro, sia per veste grafica sia per contenuti, è un gran bel libro, non è un elogio fatto così tanto per dire bene, perché bisogna dire bene, no? Sempre no. Invece io me lo sono
letto già in bozze perché dovendo scrivere poi la prefazione, l'ho trovato interessantissimo, con dei particolari che non immaginavo così importanti e così coinvolgenti. È stato fatto prima il nome di Mario Altarui, è stato fatto il nome del Bosco delle Penne Mosse, ma Mario Altarui ha fondato Famiglia Alpina, che è un grande periodico sezionale, e non a caso ha meritato ai tempi della direzione di Piero Biral il premio nazionale dell'ANA per il miglior periodico appunto di tutti gli alpini d'Italia. E Altarui ha fondato non solo poi Famiglia Alpina, ma addirittura anche il giornale sezionale di Conegliano, e poi ha avuto quella intuizione, ha avuto quell'idea, ha avuto quel sentimento che lo ha indotto appunto a pensare a questo bosco, che è un memoriale, una grande cattedrale a cielo aperto, per ripetere una definizione che ne diede il compianto presidente nazionale Beppe Parassini. Ecco, la figura di Altarui per me è stata una rivelazione, lo conoscevo certo, ma per sommi capi, ma da qui emerge in tutta la realtà, in tutta la sua altezza spirituale, in tutta la sua dignità di uomo e di alpino. Poi si constata, proprio si tocca con mano, l'importanza che ha avuto e che continua a avere Famiglia Alpina come punto di riferimento non solo di cronache, ma anche di opinioni, anche di dibattito in ambito penne nere, vero, per quel che riguarda la sezione di Treviso. È anche questo un elemento, direi, molto molto importante. E poi evidentemente tutta questa storia che è stata scritta da tre alpini che non sono storici di professione, tra virgolette, ma che sono appassionati di storia e che hanno fatto una ricerca straordinaria, e poi questa ricerca l'hanno saputa poi tradurre nella pagina scritta con un tono colloquiale, per cui la si legge con grande piacere e molto spesso con un coinvolgimento diretto. Ecco, questo è quello che mi sento di dire, e di quindi spendere una parola di grande elogio per gli autori di questo volume, senza trascurare ovviamente l'opera dell'artista di Valentino Morello, che è per me bellissima e che rende lo spirito alpino, vero, in una maniera esemplare. Grazie Giovanni Nuveri, resti pure qui con noi. Direi che insomma siamo ricchi di persone, di storie. Abbiamo parlato insomma dei vari, Franco, mi rivolgo sempre a te, dei vari presidenti, insomma, e tu hai avuto l'onore, il piacere di sentirli raccontare la loro versione dei fatti, insomma, dai verbali abbastanza sintetici e poco, come dire, e poco romantici, invece hai avuto il piacere di sentire e di parlare con loro. Cosa ne è venuto fuori, insomma? Perché è un argomento che so, e ne abbiamo parlato, insomma, che ti tocca da vicino, e penso che ci sia tanto sentimento. Per cominciare voglio ringraziarli tutti qui pubblicamente, perché sono stati estremamente disponibili e mi ha sorpreso la modestia con la quale si sono approcciati a questo racconto che hanno fatto di loro stessi per il libro. Li ho trovati molto diversi tra loro, però con un denominatore comune. Tutti quanti mi hanno detto, come frase principale, che il maggiore impegno per un presidente è quello di mantenere stretti contatti con i gruppi, perché i gruppi sono la vera forza della sezione. Quello che voglio ricordare in particolare è il colloquio con il presidente Casagrande, perché emotivamente mi ha molto colpito.
Io sapevo che era malato e sapevo che era appena tornato da un lungo periodo di cura. L'ho chiamato telefonicamente e mi ha risposto dicendomi mi trovo in un brutto momento, sono in un letto di ospedale, mi hanno appena massacrato, questo è il termine che ha usato, di punture. E io ho detto: Presidente, ti lascio tranquillo, ci sentiremo un'altra volta. No, dimmi, chiedimi, io ti risponderò. Siamo stati al telefono più di mezz'ora. Io continuavo a dirgli: Presidente, ti lascio riposare, perché sentivo che faceva molta fatica con la voce a parlare. E lui: no, aspetta, perché mi è venuta in mente una cosa, aspetta perché c'è quest'altra cosa da scrivere. Era un continuo rilanciare sulle mie richieste di finiamola qui, perché insomma vedo che sei stanco, sento che sei stanco. E ho avuto la netta sensazione che, al di là della stanchezza, questo parlare della sua vita nell'ANA gli abbia fatto dimenticare, almeno per quella mezz'ora, il letto di ospedale e la malattia che purtroppo ancora ha. Per cui è stata emotivamente per me un'esperienza intensa. Beh, direi che possiamo fare un applauso, no? Insomma, abbiamo fatto una rapidissima davvero corsa nel tempo, a differenza del video iniziale che andava dai giorni nostri a quel 2021 dei soci fondatori, e insomma adesso siamo arrivati all'attualità, anzi alla contemporaneità, con il presidente Marco Piovesan, il presidente Boccia, perché il più giovane presidente, in carica dal 2018, quindi il centenario, anche insomma, dobbiamo dire, qualche anno purtroppo difficile, che anche non ha magari fatto festeggiare il compleanno come ci sarebbe voluto della sezione, però ci siamo riusciti bene lo stesso, Presidente. Sicuramente. Buonasera a tutti intanto, grazie mille di essere qua assieme a noi, grazie mille a Isidoro, a Franco, mi dispiace che non sia qua il buon Tonfo e Renzo per problemi suoi di concomitanza e di impegni, però un bel trio sicuramente. Centenario, bene o male siamo riusciti a fare tutto fino adesso e speriamo che il rush finale che ci aspetta ancora tra 15 giorni e a fine mese riusciamo a farlo, dai, siamo confidenti. Siamo confidenti. Presidente del centenario, ho fatto il centenario della fine della Grande Guerra, appena eletto nel 2018, abbiamo concluso con la sezionale a Fagare della Battaglia, che è stata una grande festa con l'evento anche delle 100 trombe, quindi siamo riusciti a dare un omaggio giusto e di rilievo. Con il nostro centenario della sezione quest'anno siamo altrettanto degni, perché abbiamo fatto le nostre attività con il Consiglio è proprio essere focalizzati sulla sezione, quindi dare lustro a tutte le nostre eccellenze, partendo dai nostri 7 cori, alla cultura con il libro, Famiglia Alpina, andare poi nel concreto con le nostre attività, con il nostro raduno, però anche con lo sport, in un certo senso, che a fine mese faremo la marcia del centenario onorando i nostri sacrari del nostro territorio, da Cimagrappa, da Fagare della Battaglia e da Nervesa, con il memoriale del Bosco Penemozze e dal più piccolo Sario d'Italia che abbiamo qua a Biadene, qua dietro. Onoreremo proprio questo simbolico passaggio da questi, diciamo, assieme a loro ci ritroveremo tutti quanti a Treviso simbolicamente per ricostruire dopo 100 anni la nostra sezione. Quindi è un fattore proprio simbolico che guardandolo dall'altra parte lascia qualcosa dentro. Grazie. Comunque siamo già pronti per i prossimi 100 anni. Vabbè, sicuramente. Hanno segnato i nostri predecessori, hanno piantato l'albero, noi lo stiamo coltivando, lo lasciamo al futuro sicuramente. Posso farti una domanda io adesso? Pregato. Il Presidente può... Lui è Mattia Zanardo. Zanardo è stato un nostro Presidente anch'esso.
Uno appunto, di quella lunga carrellata. Una lingua chiacchierata che nella lunga lista. E da figlio di un presidente, qui dopo diversi anni, perché ormai è venuto a mancare poco tempo fa, però la sua diciamo, presidenza sono passati oltre 20 anni. Come l'hai vissuti? Adesso sei qua a parlare anche tu di Alpini dopo tanto tempo. Con grande piacere, approfitto sicuramente per ringraziare Marco Piovesan e a nome suo tutta la sezione di Treviso. Penso che a papà una serata del genere sarebbe molto piaciuta, perché non fosse altro perché si parla di due tra le sue più grandi passioni, innanzitutto gli alpini naturalmente e poi i libri, un libro, e quindi sarebbe piaciuto. Lo citava prima anche Giovanni Lugaresi, dei tanti ricordi dei suoi 10 anni di presidenza dal 1990 al 2000 che abbiamo vissuto intensamente anche in famiglia. Penso spicchi proprio la Dunata del 1994. Lui diceva sempre: mi dispiace per le altre, ma è stata la più bella che ci sia stata, la più vissuta, la più partecipata dalla città, e non ce ne saranno altre così. E papà le aveva fatte tutte. Quando è stato in viaggio di nozze a Parigi, in Francia, in Normandia, sulla via del ritorno insisteva per andare a Cuneo. E la mamma non capiva, non era di strada, poi ha iniziato a intuire qualcosa quando ha iniziato a vedere gruppi di persone col cappello d'alpino. Era la seconda domenica di maggio, vi lascio intuire il motivo. Insomma, va bene il viaggio di nozze, ma almeno la sfilata andava fatta, per cui ha fatto una deviazione. E poi permettetemi di ricordare un altro progetto che magari poi ha avuto la sua piena operatività quando papà non era più presidente, ma in cui ha messo il cuore, ha creduto moltissimo, che è il Portello Sile, a cui è dedicato tantissime energie, credo anche perché riteneva rappresentasse, magari anche contro il pregiudizio di una certa opinione pubblica, che gli alpini, l'ANA e la sezione di Treviso in particolare potevano essere protagonisti della comunità con tutte quelle iniziative di cui abbiamo detto, anche in campo culturale, e quindi ci teneva davvero molto. Grazie mille, Vala. Sara, siamo insomma alla conclusione e anche, di questa... e anche dentro i tempi, che insomma ci hanno bacchettato anche su questo, che non sia mai, quindi ci siamo. Che dire, il Presidente ha detto le sue, ma ce ne deve dire altre, lasciamo a lui sicuramente. L'ultima parola è sempre la sua. Saluto ufficiale. Allora, stasera doveva essere qui anche gli altri due presidenti emeriti che abbiamo, Raffaele Pano e Ivano Gentili. Purtroppo a Raffaele è successo un lutto familiare questa mattina, quindi non se l'è sentita di venire qua. Ivano Gentili ha avuto un altro problema, aveva già un altro impegno per questa data, quindi non è potuto venire, quindi vogliamo fare un saluto e un applauso anche a loro stesso. Doveva esserci il professor Marzio Favero, però non lo vedo. Aveva confermato l'arrivo, però vabbè. È stato trattenuto in Consiglio modo regionale, sappiamo come vanno queste riunioni. Ringrazio. Sono quasi come i consigli sezionali. Sì, esatto, lunghi. Comunque un mio saluto al sindaco reggente e l'assessore presente, grazie mille di essere qui con noi. Niente, spero che abbiate un po' stuzzicato l'appetito per scoprire questo libro. Qui fuori li potete trovare, sono disponibili in sezione e nei gruppi, però veramente, come l'ho detto anche prima, è un libro fatto da alpini, per alpini, ma non solo. Racconta la nostra storia, ma anche la storia delle nostre comunità. Quindi gli alpini siamo comunità e tutti assieme abbiamo fatto questi 100 anni. Quindi da parte mia vi saluto, vi ringrazio tutti quanti e vi do l'appuntamento ai prossimi eventi, comunque tra qui e altri 100 anni.
Non c'è bisogno di aspettare 100 anni, perché il prossimo appuntamento importante della sezione di Treviso è qui a breve scadenza, un paio di settimane, il 16 e 17 ottobre a Castelfranco, la dunata sezionale. Esatto, avevo modo di ritrovarci. Direi che ci siamo, insomma abbiamo il nostro coro che ci sta, li vedo lì dietro che fremono, insomma, di cantare ancora per voi. È stata spero una piacevole serata. Come avete visto siamo saltati a pie pari avanti e indietro per raccontarvi un po' di quella che è la nostra sezione. Ovviamente io mi trovo anche certe volte in imbarazzo quando si parla di Altarui, perché giustamente fondatore di Famiglia Alpina, io leggo i suoi primi articoli e c'è una contemporaneità che lascia senza parole, perché cita nel suo primo articolo, e poi insomma lasciamo voce ai cori, dice è meglio scrivere cuore con la Q e patria con la P piccola, ma avere effettivamente la patria nel cuore. Credo che questo sia, l'avrò letto 100 volte, molte di più, però è una frase così contemporanea, così attuale, moderna, che pensare che insomma i progetti di 100 anni fa, di 66 anni fa con Famiglia Alpina, però comunque ce l'aveva tra le mani questo sentimento, siamo riusciti con forza a tirarli avanti in qualche modo, il coro, questo libro, tutta la quotidianità insomma che gli alpini fanno con la protezione civile, con tutte le loro insomma manifestazioni, è questa volontà di portare avanti, come dire, una carrozza di un treno piano piano, per insomma riuscire a non dimenticare, che poi sembra la solita frase fatta, però è proprio quella. Quindi questa serata è per noi, per voi, per chi c'è stato, per chi ci sarà. I cori, e il Presidente ci tiene tanto a ricordarlo, cantano del passato, perché come avete sentito prima io sorrido un sacco quando cantano, perché mi immagino la scena, no? Di questo capitano, l'acqua avanti e indietro, quindi è un modo per ricordare, per portare in avanti. Quindi ecco, a me la serata è piaciuta tantissimo, ma io sono di parte, quindi grazie a tutti, grazie insomma agli ospiti, al buon Mattia, come gli ho detto fuori, io ti chiamo buon Mattia quando entro, anche se ci conosciamo relativamente da poco, al Presidente Marco, perché ci chiamiamo tutti per nome, poi le cose giustamente si fanno in modo istituzionale, però siamo alpini, insomma, poi si sbottona e si va insomma a brindare insieme. Quindi grazie mille e niente, che i cori venghino. Presentiamo anche l'ottetto Ana Treviso e il coro Ana Montello, un applauso anche per loro. E allora ci lasciamo come abbiamo cominciato, con un canto.